Pronti? Pronti? Vai! Adesso tutti di là che tagliamo anche di là. È stato il sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello, assieme al responsabile CGIL del Veneto Orientale, al segretario generale della Camera del Lavoro di Venezia e al vicepresidente della Coop Nord-Est, a tagliare il nastro questo pomeriggio per l'inaugurazione della nuova sede della CGIL in via Boito 26, accanto al supermercato Coop. Un'occasione, quella odierna, per fare un'attenta analisi del periodo che stiamo vivendo. Noi pensiamo che serva ripartire, come la CGIL da tempo lo sta sostenendo, dal lavoro e dai giovani che devono avere il lavoro. Per questo abbiamo pensato di far coincidere l'inaugurazione della nostra nuova sede, della nostra nuova Camera del Lavoro di Portogruaro, proprio in occasione con le celebrazioni dei 106 anni della nostra Confederazione Generale. Un'inaugurazione questa molto importante, soprattutto per un messaggio che vogliamo lanciare oggi. È un messaggio che dice esattamente questo: non dobbiamo rassegnarci, dobbiamo ripartire dal lavoro e dobbiamo fare in modo di cominciare a parlare anche nel nostro territorio di tutte le cose che competono a noi lavoratori. Diceva prima Alessandro, questa è un'occasione per ripartire dal lavoro. Guardate, se noi guardiamo i dati della disoccupazione, dei segnali pesantissimi che ha avuto in questi 4 anni, insomma, il lavoro per quanto riguarda il nostro territorio, siamo di fronte, come dire, a una situazione davvero che ci fa dire forse, come dire, è complicato recuperare la speranza. Ieri sera avevamo parlato anche con la segreteria che è qua con me oggi, avevamo affrontato la questione del Vainis. Ancora una volta, insomma, quei lavoratori sono stati costretti ad andare sopra il campanile per avere un attimo di attenzione quando sono da mesi a casa senza stipendio e costretti ad andare a lavorare perché altrimenti si prendono una denuncia perché devono garantire la sicurezza. Assieme a questi, la situazione che riguarda i tanti che hanno perso il lavoro, insomma. Noi qua abbiamo una situazione davvero che ci fa dire dove questo paese è malato e dobbiamo, come dire, cambiare. La vicenda Pansac va in questa direzione, insomma. Un'azienda importante che ha creato innovazione, tecnologia, che ci sono professionalità, che è fallita perché quell'imprenditore, invece di investire nell'azienda in tecnologia, innovazione, ma, come dire, dentro a quel progetto industriale ha preferito investire in altre parti, portando a quella situazione che siamo. Situazione drammatica per quanto riguarda i giovani. Dicevo prima a un giornalista, noi qua nel nostro territorio, nel Veneto orientale abbiamo una situazione per quanto riguarda i giovani che è davvero disperata. Abbiamo i dati peggiori di quella che è la media nazionale, siamo molto vicino a alcune, come dire, situazioni del sud. Il 43% dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni sono in cerca di prima occupazione e quando ce l'hanno, anche qua nel nostro territorio, per l'85% è occupazione precaria. Se pensate che solo un anno, settembre 2011, settembre 2012, i lavoratori, i giovani presi su con i voucher sono aumentati del 400% qua nella nostra provincia, qua nel nostro territorio, vi danno il segno della situazione non solo del non lavoro e della precarietà. In questo senso, insomma, lo diceva Alessandro, va la scommessa di questa Camera Lavoro, insomma, quella di dire situazione complicata, però bisogna ripartire dal lavoro, il Paese non ce la fa se non ripartiamo dal lavoro. Il 20 di ottobre la CGIL farà una grande manifestazione a Roma che metterà al centro il lavoro, cioè ripartire dal lavoro per far ripartire il Paese, sapendo che abbiamo un problema che il lavoro, quello perso, è il lavoro strutturato, nel senso che l'hanno perso i padri, ma i cui figli quel lavoro non l'avranno più perché non c'è più quel luogo di lavoro. Quindi c'è un problema di distribuzione ma anche di creazione di nuovo lavoro, che non è una cosa da poco, e soprattutto, ecco perché i giovani diventano il centro del nostro ragionamento, dobbiamo lanciare, come dire, la sfida dell'innovazione. Quel sistema che abbiamo conosciuto, manifatturiero produttivo, insomma, del nord-est, oggi, come dire, è in crisi di competizione. C'è bisogno di giovani per innovare, per innovazione di prodotto, per ricerca. Dobbiamo spingere per politiche pubbliche in questa direzione.
Accanto al lavoro poi c'è il dramma, come dire, del sociale, che riguarda quando un lavoratore esce da un ufficio, dalla fabbrica e è cittadino, che riguardano molti pensionati e molte pensionate, insomma. Da questo versante, guardate, l'ospice sta facendo davvero un lavoro straordinario. Ormai quell'ammortizzatore sociale che era la famiglia, per quanto riguarda, come dire, l'insieme della tenuta sociale, è sempre, come dire, ha sempre meno forza. Ormai, come dire, situazioni di povertà, non, come dire, lontano da qua, ma nel nostro territorio, in questo Veneto orientale, anche nel portoghese, sono sempre più crescenti. Insomma. Il 30%, questi sono i dati che ci danno la Caritas, il 30% delle famiglie vive, come dire, in una situazione di allarme dal punto di vista della sostenibilità economica. Quindi si sta avvicinando a quello che si chiamava soglia di povertà. Questa è la situazione. Uscire dal lavoro, rimettere al centro del lavoro significa anche ridisegnare un modello sociale in cui il diritto di cittadinanza, che in questi anni è stato messo in discussione, pensiamo alla sanità, pensiamo ai trasporti, pensiamo alla scuola, pensiamo a quei servizi che dentro i tagli non solo del precedente governo, poi lo dirà Tony, ma anche dentro, come dire, le scelte di questo governo, quei tagli lineari stanno davvero creando problemi incredibili. In questo senso, insomma, noi abbiamo pensato alla Camera Lavoro, ridare a Portogruaro una Camera Lavoro che abbia queste caratteristiche, insomma, che sia un luogo aperto, un luogo che consegniamo alla città. È stata una scommessa che assieme a tutta la segreteria abbiamo fatto nel momento che sono ritornato con la nuova segreteria qua, una scommessa che adesso, come dire, in parte l'abbiamo raggiunta. Quell'idea, insomma, di tornare, seppur nei tempi che sono cambiati, a quell'idea delle camere di lavoro delle origini, che non era solo un luogo in cui si tutelava i lavoratori, si parlava di contratti, si parlava di contrattazione, ma era quel luogo in cui si imparava anche, come dire, a leggere e scrivere, come si dice, a dar di conto, che oggi, come dire, significa anche ricostruire, come dire, tra la rabbia e la disperazione, il terreno della coesione sociale, che è l'altro punto assieme all'innovazione per uscire da questo. Portogruaro poi ci fa piacere due volte, perché questo territorio, assieme ai lavoratori di questo territorio, i pensionati di questo territorio, hanno di fronte a loro una sfida fondamentale, importante, che può cambiare il segno, che è la sfida della città metropolitana. A me fa davvero piacere che il sindaco Tony Bertoncello, che fino a un'ora fa era a letto con la febbre alta, sia venuto qua, perché Portogruaro è stato il primo tra i 43 comuni, tolgo Venezia, dei 44, che ha preso una posizione davvero importante sulla città metropolitana, e questo va riconosciuto, come dire, ha accettato la sfida, e questa sfida oggi proietta Portogruaro e il Veneto orientale come soggetto fondamentale, insomma, per ridisegnare il significato vero della città metropolitana. L'idea di poter vivere con poco lavoro, con tanti denari facili, con molto divertimento sulla pelle degli altri o sprecando denaro pubblico non ci appartiene, appartiene a qualcun altro. E in questi giorni stiamo assistendo a una cosa vergognosa, inaudita e insperabile fino a poco tempo fa. Siamo gente, e lo dico e spero e credo e sono sicuro di rappresentare tutti, siamo gente abituata a lavorare, siamo gente onesta, ed è proprio per questo che chiediamo rispetto, nuove regole e cambiamenti significativi per il futuro. Io vorrei cogliere questa occasione per dire che ieri, stamattina, sarà l'occasione di questa inaugurazione, ho dato indicazione agli uffici di reperire 50.000 euro da mettere a disposizione ai lavoratori che si trovano in difficoltà, e quindi con lunedì 15 noi porteremo all'attenzione del Consiglio. Non è tanta roba, siamo convinti che non è molta cosa, è un segnale che noi vogliamo dare in questo momento di difficoltà. Guardate, si parla molto spesso di comuni, colgo l'occasione perché non sempre riusciamo ad avere la possibilità di dire chi siamo e cosa facciamo. Il nostro è un comune che ha 3 milioni e mezzo di avanzo di amministrazione, ha 7 milioni di cassa, ha un IMO al di grande e sotto la media degli altri comuni, ha un'addizionale IRPEF che è alta ma è sicuramente sotto la media degli altri comuni, ha la possibilità
di distribuire delle risorse ai cittadini, ma non riesce a farlo perché lo Stato non ci consente di investire. Il punto di IMU che noi abbiamo applicato quest'anno non l'abbiamo applicato come hanno fatto quasi tutti i comuni, credo di non aver paura di affermare questo, per sopperire alle spese che hanno avuto nel corso dell'anno, ma l'abbiamo accantonato in un capitolo vincolato per rispettare il patto di stabilità. Noi quest'anno dobbiamo, rispetto alle entrate che abbiamo, dobbiamo risparmiare, se mi lasciate passare il termine, 1,5 milioni di euro, e siamo un comune di 25.000 abitanti. Quindi voi capite che diventa abbastanza difficile. Io mi auguro, non ho letto il provvedimento che il governo ha fatto ieri, ma se dovesse essere vero potrebbe essere un piccolo segnale, quello di dire che non ridurranno i trasferimenti che erano previsti di ridurre quest'anno, ce li lasceranno per ridurre il debito. Quindi in questo caso si libererebbe poche risorse, 150.000 euro, però sufficienti non per fare delle opere, ma sicuramente per trovare e risolvere i problemi delle emergenze. Questo è il comune di Portogruaro che è costretto tutti i giorni a lavorare, e vi assicuro che non è facile con i soldi non dare risposte ai cittadini, perché non averli, vabbè, insomma non siamo riusciti, le condizioni economiche non lo consentono, però averli in cassa e non poterli utilizzare vi garantisco che è una grande frustrazione che stare lì e assistere a tutti i problemi che i nostri cittadini hanno senza poter dare risposte è veramente inconcepibile. Diventa ancora più inconcepibile un'altra questione. L'ho prima accennato Montagnier. Non è pensabile, non è da un mondo civile che noi possiamo assistere alla vicenda Pansac, ma non perché è opera qui a Portogruaro, ma in quale parte del mondo si tratta il ministero, si fanno 100.000 incontri, si va non so quante volte a Roma, e dopo la fine del percorso, dopo che c'è stato il commissario, dopo che si è messo l'avviso d'asta della proprietà, si viene a sapere che mettono in carcere il proprietario perché usava i soldi per andare al mare, per andare via con l'elicottero, per fare le cose sue personali. Ma non esiste un paese civile, non è possibile che esista una cosa di questo genere. Io non so neanche come la gente possa sopportare, perché c'è gente che è rimasta a casa, che ha dei figli, alla Pansa c'è delle persone che lavoravano marito e moglie, e quindi con l'assenza di due lavoro non è possibile vivere, e quando le istituzioni non sono in grado, per motivi che non sono propri, di non corrispondere ai bisogni di questa gente, vuol dire che abbiamo toccato il fondo e c'è bisogno di uno scatto di orgoglio e di unitarietà per superare questi problemi, perché altrimenti non saremo compresi neanche noi e tra un po' veramente saremo accomunati nel male tutti, perché quando uno ha bisogno non sa distinguere. Questo è il dramma, e qui entra in ballo qualcosa di più grosso che noi rischiamo. Vi posso fare un ragionamento anche banale. Fino a 2 o 3 anni fa, se c'era una buca per la strada, una lampadina, non ero aggredito, virgolettato, dai cittadini, perché non se ne accorgevano neanche. Ma quando vivono nel loro interiore un disagio così forte che non sanno se arriveranno a sera, se non sanno se arriveranno a fine mese, se non sanno cosa sarà domani, è chiaro che la sommatizzazione di problemi poi produce che i problemi diventano giganti, diventano molto grossi, e questo poi coinvolge tutti noi, le organizzazioni sindacali, la cooperazione, le associazioni di volontariato, tutte quelle associazioni e tutti quelli che è il raggruppamento di persone che hanno contatti con i cittadini. Noi stiamo veramente rischiando. Se poi stiamo assistendo a quello che stiamo assistendo in questi giorni, devo dire che la percezione che abbiamo è che pochi, speriamo che si superi questo momento, pochi sanno distinguere tra il bello e il brutto, il buono e il cattivo. E io credo che per i cittadini noi dobbiamo evitare che succeda questo. Quindi stiamo vivendo una situazione molto difficile, le richieste di aiuto e di disperazione crescono, e quindi è stato detto prima, il primo obiettivo è il lavoro, perché il lavoro vuol dire dignità dell'uomo, vuol dire autonomia dell'uomo, vuol dire non dipendenza dell'uomo. Lavoro significa tutto. Uno non ha lavoro non riesce ovviamente a esprimere il meglio di se stesso, non riesce a trovare la tranquillità in famiglia, non riesce a educare bene i suoi figli, non riesce a essere sereno, quindi dobbiamo partire da lì. In questo momento quindi il ruolo e la funzione del sindacato è ancora più rilevante.
la sede è un luogo, ma è anche un simbolo, e quindi noi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo nel nostro lavoro quotidiano avere molta attenzione. Noi in questo momento stiamo inaugurando un luogo, ma non è solo questo quello che conta, è il simbolo che sta dentro, le persone che lavorano dentro e i problemi che noi dobbiamo cercare di risolvere a quelli che entrano dentro questo luogo. Se non siamo capaci di fare questo, io credo che né noi amministratori né voi come sindacato riusciamo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Mi auguro e auguro a tutti voi che sia il simbolo di un cambiamento positivo. Partiamo da qua, i nostri cittadini hanno bisogno. Grazie al Sindaco, grazie a Sgavetta, grazie. E allora do la parola a Roberto Sgavetta, ringraziandolo davvero, so che ha fatto saldi mortali di essere qua, vicepresidente della Cooper Nord-Est. Buonasera a tutti, vi farò un saluto non formale perché le cose che sono state dette sono cose importanti, che anche noi come cooperativa, con i nostri 600.000 soci, siamo una grande cooperativa, ma quanto grande cogliamo tanti problemi in un territorio molto ampio, spesso assieme ai nostri compagni del sindacato, per un percorso comune che nasce da lontano. Quando si parla di 106 anni fa, la storia della Cooper, 157 anni fa, la nostra cooperativa ha 121 anni. Si tracciano dei percorsi che non possono lasciare indifferenti oggi. Queste non sono cose casuali. Il suffragio universale, la libertà di associazione in partiti, in sindacati, le leggi per regolamentare il lavoro, l'assistenza sanitaria per i malati, il divieto di lavoro minorile, sono state tutte le ferie pagate, erano tutte utopie una volta, sono diventate realtà quando le persone, uomini e donne si diedero forma organizzando le loro proteste, nacquero i sindacati, nacquero i partiti e nacquero anche le cooperative. Quel percorso ancora continua e deve ancora continuare, questo si può dire, cioè un ciclo storico che non si è assolutamente chiuso e anzi trova adesso una necessità sempre maggiore di difesa dei diritti e di capacità di auto-organizzazione delle persone, nel lavoro come cooperative, nella parte dei lavoratori con i sindacati, e dovrebbe trovare anche ancora di più espressione in una capacità pubblica di riformare questo mondo. Allora questa non è solo una vicinanza geografica, ma è professare ancora una volta che il movimento di persone, operaio, di lavoratori, di cooperatori c'è, esiste, è forte, ha delle sedi, ha delle persone che lavorano e riesce a raccogliere un consenso che si vede. Siamo tutti assieme ed è una cosa molto bella assieme ai nostri amministratori pubblici, e parliamo di cose attualissime, quelle di cui si diceva, la difesa del lavoro, l'emancipazione, perché sindacato e cooperazione sono ascensori sociali che ora cominciano però, per una serie di cause soprattutto legate alla diseguaglianza che il nostro paese perpetua, fanno fatica a muoversi. Quindi parlare di queste cose, denunciare questo blocco al merito, che è la vera chiave per chi non ha avuto una condizione di partenza facile di potersi affermare, per potersi rendere utile alla sua società. Ecco, trovarsi assieme a festeggiare un'apertura di una sede locale è molto di più che un fatto episodico simbolico. Significa essere qui, starci in modo organizzato ed in modo deciso, e sono cose assolutamente, temi assolutamente attuali. Questo si fa anche assieme, si fa cercando di dare buone regole per chi soprattutto cerca in una competizione non equa di cacciare la moneta buona con quella cattiva, e questo produce danni che poi non sono facilmente recuperabili, perché la moneta buona può circolare nel nostro paese, può circolare con un buon sindacato, con una buona cooperazione, con delle buone imprese, con delle buone amministrazioni pubbliche capaci di mettersi in discussione, accettare la sfida, alzare l'asticella del confronto, non passare sempre la sotterra o sperare di cavarsela.
e produce risultati importanti. Nella nostra cooperativa il 93% delle persone occupate, come quasi in tutte le cooperative di consumo, i consumatori, sono impiegati a tempo indeterminato. Si producono prodotti che normalmente sono fatti da produttori vicini, prodotti di qualità, sicuri, e quindi è una dimostrazione che la moneta buona può circolare anche nei nostri territori e produce radicamento sul territorio. È per questo che siamo contenti, orgogliosi di essere qui, ed è sempre una bella giornata quella in cui si aprono case del sindacato o case della cooperazione. Buon lavoro insieme. Mille grazie. Adesso